Pronto? Pronto? Ah, maestro? Sì, potete scusare un attimo? Sì. Un attimo solo. Socrate, Aristotele, venite subito qua. Volete scendere dal divano berbero? Divano Scendete, berbero? me lo state sminchiando tutto. Maestro Battiato, scusi, Sì, ma chi è? Socrate e Aristotele chi sono? E sono i cani di Sgalambro, Ah, ecco, purtroppo. appunto. Sono due mastini napoletani. E li ha chiamati così, Socrate e Aristotele. E come li doveva chiamare? Baldini o Fiorello? No, che vabbè. fai? Purtroppo Socrate Socrate, non bere l'acqua dal cesso che fa schifo. Socrate, questo mi sbava sul tappeto etiope, vieni subito qua. Ma allora, se non venite subito vi faccio sentire la versione integrale della mia opera Gilgamesh, va bene? Ecco, bravi. Ma quando torna Malli? Ma scusi, Sgalambro non è lì con lei? No, è maestro? stato chiamato dai carabinieri purtroppo. Che è successo? No, nulla di grave, lo stanno interrogando riguardo ad alcune lettere minatorie anonime ricevute dal giornalaio e dal cognato del giornalaio, Scusi, purtroppo. ma perché sospettano del maestro Sgalambro proprio? Beh, prima hanno litigato per il furto di una cassetta porno all'edicola, poi Maglio l'hanno scoperto subito, è un cretino. Ma quello. scusi, come hanno fatto a scoprirlo subito? Che vuole che le dica? Sgalambro ha scritto delle lettere minatorie in greco classico. Certo, solo lui. Pensa, li ha minacciati usando l'esametro greco. Li ha minacciati. Usando l'esametro greco del periodo callimacheo, ti rendi conto? Io gli avevo detto scrivele almeno in greco moderno, no? Scusi, ma come hanno capito che erano minatorie le lettere se non capiscono il greco classico? No, ma purtroppo è tutta colpa del post scriptum. Ah, e che c'era scritto? Mi rompo il culo. Allora, giustamente. Questo era in italiano, però. Senta, parliamo d'altro. Sì? Facciamo una domanda al regista Battiato, va bene? Dunque, lei lo sa che adesso c'è Bollywood, l'industria cinematografica indiana che è la più grande del mondo, riescono a sfornare 1000 film l'anno. Qual è la sua posizione davanti a questo fenomeno? Mi può ripetere la domanda? Allora, le spiego, adesso c'è Bollywood, che è chiamata così, sarebbe Hollywood indiana, cioè la cinematografia indiana capito, che sforna 1000 film l'anno. Ho capito. Cosa ne pensa? Beh, vede, il cinema di Bombay è un caso indiscutibilmente rilevante nel panorama cinematografico mondiale. Devo ammettere che le pellicole indiane provocano, diciamo, delle sensazioni anomale. Giusto, ecco. Le immagini dei lungometraggi ti restano dentro, no? E sono figure che lasciano il segno, restano insomma dentro il vostro spirito e dentro il vostro corpo. Perfetto. Le potete sentire dentro le vostre membra mentre li crescono e fanno germogliare i vostri organi fino a raggiungere dimensioni paragonabili alla Domus Aurea di Nerone, al Partenone insomma della grande Atene o alla grande muraglia degli imperatori cinesi. In sintesi diciamo che il cinema indiano, come posso dire, il cinema indiano ti fa due coglioni quando a casa, diciamo. Bravo. Maestro. E le cose vanno dette così come sono, ora non possiamo dire le cose che voglio dire. Senti, io voglio chiudere, come si chiamano quei due che avete là? Assante e Castaldo. Assante? Sì, Ernesto Assante e Gino Castaldo. Perché lei questo silenzio cosa vorrebbe dire, maestro? La sento distante. Ma... Io non ci parlo con loro, gli può chiedere cosa pensano di Gilgamesh. Cosa pensate di Gilgamesh? Un'opera che ti resta dentro e che consente di germogliare profondamente i sentimenti duraturi. La stanno parafrasando. Che mi stai picchiando po' culo? Maestro, sì. Vabbè. Va bene. Maglio? Devi cominciare a scrivere altre 2 lettere, ora ti dico perché. Arrivederci. Arrivederci. Grazie al maestro Battiato. Bosè? Sì. Passato? No, che passato? È il cognome, scusi, Bosè. Bosè. Franco. Ciao, chi sei? Sono Miguel, ti ricordi? Miguel Bosè. Miguel Bosè, c'avevo io e Sgalambro, avevamo il poster in camera. Vede?
Me lo ricordo, come no, ciao Michele, benvenuto. Come stai? Insomma, sto male, insomma, perché lo non sai sopporta perché? che noi lo chiamiamo. Ogni volta questi mi chiamano, che cosa devo fare? Ma non è contento di sentirci, maestro? Come no, ora vado a stappare una bottiglia di vino per festeggiare, insomma. La vostra esistenza evoca la leggenda dei 7 savi, capostipiti della filosofia classica, di cui anche Platone parla nei suoi scritti. Anche voi, al loro pari, siete padri fondatori e capostipiti di una disciplina, un'arte che vi vede maestri indiscussi. Scusi, maestro, quale disciplina, quale arte? L'arte di rompere i coglioni. Immaginavo. Sempre. Che puoi fare? Manlio, c'è Manlio Sgalambro, un attimo. Devo andare in cantina. Sai dove hai messo la candela berbera? Scusi maestro, ma com'è fatta una candela berbera? La candela berbera? Sì. Col cerume dei cammelli. Ma che schifo! Ma! E come la volevi fare? Nel deserto non ci sono le api, i berberi fanno quello che possono. Certo. Se vuole le faccio assaggiare il miele berbero, no. lo vuoi fare? Grazie. È fatto allo stesso modo. Meglio di no, grazie maestro, non lo assaggio. Fa lo schizzinoso? Vuole provare una specialità asiatica? Quale? Le ciambelle di carne alla Phnom Penh. Beh, queste sembrano meglio. Come sono fatte queste ciambelle di carne? Allora, si tratta di deliziose ciambelline di carne cotta a vapore. Meno male. Lo sai come sono fatte? Ciambelline di carne, insomma, non lo so come saranno fatte, scusi. Non ho il coraggio di dirglielo. Lo so. Non lo so, stavo quasi per dire me ne fa assaggiare una, non so. Mi ha fatto venire la voglia, come sono fatte? Allora, sono fatte col culo della Bertuccia del Mekong. Ecco perché è ciambella, Certo. Che schifo! Pensa che è l'unica ciambella che viene sempre con il buco. Certo, ci credo io. Per forza, vabbè. Io e Manlio ne mangiamo a chili. Chili durante le partite, così ce le mangiamo sempre. Senta, lei è un partito di calcio? Non me ne fotte nulla. Io scommetto e basta, gioco su tutto. Pensa, scommetto su corse dei dromedari, sulla lotta tibetana, sulle corse degli show, sulla lotta dei varani, ad esempio, sul sumo, gioca a poker, anche poker turco, lo Scusi maestro, no, li conosco tutti, ma com'è il poker turco? È identico al nostro poker, solo che si fuma solo un po' di più. Ho capito, certo. Senta, ma lei vince spesso? Da quando c'è Sgalambro sì, basta seguire le sue dritte. No, il maestro con Sgalambro si intende di scommesse. Assolutamente no, però ha un gran culo. Pensi che durante l'ultimo viaggio nel deserto all'oasi di Kufra mi ha fatto fare 6 al Super Enalotto dei Tuareg. Scusi, e cosa avete vinto? 86 cammelli abbiamo vinto, lo sai? Che fortuna! Sì, fortuna una minchia. Ci provi lei a girare le pendici dell'Etna con 86 cammelli. Arrivederci, la saluto. Grazie, arrivederci al maestro Macchiano. Mi dica. Siete viva Radio 2 siete? Esatto. Ma porca sì, miseria. siamo noi, maestro. Ma perché rispondiamo al telefono? Siete paladini della sterilità culturale, ve lo devo dire. Non ci tratti. Siete i tutori dell'ignoranza. Vabbè. Siete i rappresentanti del vuoto intellettuale. Siete i nemici dell'erudizione. Vabbè maestro, siamo noi, sì. Siete voi? Sì. E sono certo che nonostante il vostro semi-analfabetismo siete a conoscenza del significato di tanti concetti e parole. Ma di sicuro ne ignorate uno fondamentale, un concetto che regola la serena convivenza fra gli esseri umani. A quale concetto si riferisce, maestro? Ad un concetto filosoficamente rilevante e riconosciuto da tante scuole di pensiero. Sì. Un concetto già presente nella scuola presocratica e affermato in quella epicurea. Nemmeno attraverso la maieutica arrivereste a capirne la vera essenza. Vabbè maestro, ma di che concetto si tratta? È il concetto di rottura di minchia. Là doveva arrivare. Minchia, ormai non ce la faccio più, ma veramente. Lo sapete come ho ribattezzato i miei testicoli? No. Hiroshima e Nagasaki. Scusate un attimo, Manlio! Sgalambro. Dove hai messo la cuffia per la doccia, quella indiana? Devo farmi la doccia, non voglio bagnarmi i capelli, capisci? Mi devo lavare, ho le ascelle che sanno di carogna di gnu. Cuffia da doccia indiana, ma com'è fatta, maestro?
È una normale cuffia da doccia fatta con la prostata di elefante. Con cosa? È fatta, dicevo, Aspetti un attimo che qua c'è casino che non si sente. con la prostata di elefante indiano del lago Iraqud. Ah, Allora si prende la prostata, si svuota per bene e poi si inserisce la sacca prostatica vuota sul capo facendola aderire al cranio. ma povero capito? elefante, ma è una cosa Ma crudele. questo lo dice lei? Pensa, la nazionale indiana di pallanuoto usa questa cuffia da anni. Scusate, devo andare ad allenarmi. Si allena a pallanuoto? No, ma ti pare? Io pratico la boxy. Ah, bene. La nobile arte, amo la boxy perché possiede i fondamenti della scienza, la magia della geometria, colpo lungo, colpo corto, sì. il raggio d'azione, le angolazioni, le schivate Bravo. e poi perché così insomma posso rompere il culo a che mi pare. No, maestro! Ma cosa Poi, dice? Scusi. Io non uso metafore, parlo come parla la gente per strada. Ho capito. Lei non l'ha mai detto? Sì, qualche volta, ma insomma. Sì, qualche volta l'ho detto anch'io. L'ha detto stamattina, l'ho sentita Vabbè, io. ok, allora perché deve fare la spia con L'ho tutte... sentita, eravamo in redazione, ce l'aveva con una c'era detto gli anche- rompere, l'ha detto. Sì, vabbè, ok. E ora mi fa la morale a me? No, ci mancherebbe, maestro. E non faccio il cretino, ma vabbè. dico cose da pazzi. Di cosa che stavo dicendo? Lei è un intellettuale. Ma dico, sono intellettuale, ma a me se mi salta una mosca al naso e ce l'avete presente che naso che ho io, Sì, certo, in effetti sì. Sono un intellettuale, mica un rincoglionito. Certo, ha Scusate, ragione. devo andare da Maglio che sta ultimando il suo ultimo capolavoro. Ah, di che si tratta? È un libro dal titolo 10 validi motivi per ascoltare la musica etnica etiope. E quali sono questi motivi? E al momento non ne ha trovato nessuno, purtroppo. Grazie al maestro Arrivederci. Franco Battiato, filosofo e genio. Eccolo là. Caro, io vorrei, ora nel finale, vorrei chiamare Mike Buongiorno, nel finale chiameremo per vedere questo... Per parlare di emergency, chiamiamo Battiato a casa. Franco, sentiamo Pronto? se c'è. Pronto? Maestro? Stavo sentendo la radio. Bene, siamo contenti noi. Io non capisco più niente perché insomma parlate con le carpe, suonate cose dell'altro mondo. Cos'era questa cosa? È una canzone di Frank Sinatra. Ma era divertente. Ah, bene, sono Ma contento. veramente, quando eravate che cantavate? Beh, 1, 2, 3, 4. Avete bevuto vino per No, prima ma no, di non cantare? abbiamo bevuto vino, maestro. Che... Va bene. Va bene. Senti, siete voi quelli Sì. di Viva Radio 2? Siamo noi, maestro, proprio noi, sì, Allora sì. siete voi. Non saprei come definirvi, insomma, voi siete come Eolo, il dio greco dei venti. Beh, siamo onorati, ci ha paragonati addirittura a una divinità. Certo, voi come Eolo fece con Ulisse durante il suo peregrinare per i mari, sì. avete colmato gli otri col vostro vento. Gli otri sono ormai saturi, oltre ogni misura, e come accadde al re di Itaca, si potrebbero aprire repentinamente e provocare sciagure. E cioè, scusi? Mi avete gonfiato i coglioni. Maestro, la prego, maestro. E le cose vengono dette lo devono so. essere Ma dette perché senza metafore, insomma. L'abbiamo forse disturbata? Voi non disturbate mai, siete sempre degli ospiti graditi, ben voluti, Bene. ben accetti, gradevoli, come un'emorroide berbera. Ecco, perché cos'è un'emorroide berbera? Ah, non la conosce? No. Viene nel culo dei cammelli. Vabbè, senti. Abbiamo Chiedo scusa, vabbè. purtroppo le cose vanno dette così perché- come sono. Abbiamo interrotto qualcosa di importante? Stavo ultimando una partita di tennis Tai Chi. Lo conosci il tennis Tai Chi contro il maestro Sgalambro? Tai Chi, il tennis Tai Chi, come si gioca? Beh, le regole sono le stesse del tennis normale, solo che il tennis Tai Chi si gioca senza racchetta e senza palla. Il tutto è mimato con dei gesti Ho armonici. capito. E come si fa il punto, scusi? E non lo abbiamo ancora capito. Pensi, sono passate 2 ore e siamo ancora sullo 0-0. Beh, bel gioco interessante, geniale, complimenti. Noto una certa nota di sarcasmo nelle sue circonlocuzioni, insomma un'irriverente irrisione, e non vorrei essere dileggiato oltre da subcreature primordiali, insomma. Maestro, non pensavamo che fosse così permaloso, ci scusi. Un'altra parola sbagliata e vi rompo il culo. Ecco. insomma. Meglio. Somatos, epatos. Che ha detto? Maglio sta parlando in greco, l'hai capito, vero? sì, ecco, hai ragione Maglio, così mi calmo. Portami il giornale con gli annunci che chiamiamo subito. Forza, leggiamo questi che sembrano buoni. Deve comprare una casa nuova, maestro? Ecco, Maglio Sgalambro, vieni, questo è ottimo, senti.
Samantha, nuovissima insaziabile italiana, 19 anni, questo non è male. Doppi giochini, Mario, che ne dici dei doppi giochini, ti piacciono? Ecco, senta. Magari risparmiamo pure qualcosa. Maestro, che non ci legge lei. Vede? A volte l'onanismo non basta. Bisogna far sì che gli impulsi naturali che albergano all'interno del nostro animo trovino la via verso l'ascetismo e la trascendenza, e a volte il materialismo deve prevalere sul misticismo e sullo spiritualismo. Maestro, non ho capito. Ogni tanto si deve trombare. Grazie al maestro, ecco, Battiato, grazie infinite. Così, scusi. Sapete una cosa? Voi evocate in me la leggenda di Icaro. Per sfuggire dal labirinto, tu sai cosa fece? Sì, costruì... Dedalo, sai chi era? Il padre? Di Icaro, bravo. Gli bene. costruì delle ali con delle penne e le attaccò al corpo un cretino con la cera. Sì. Non capivo? Sì. Ecco, però Icaro ovviamente cadde in mare perché si avvicinò troppo al sole, più cretino del padre, facendo sciogliere le ali di cera. È vero, vero, si sciolsero le ali. Esattamente come si sciolgono le mie palle con voi. Ecco. Maestro, perché dice questo? E perché non ce la faccio più? Veramente, io veramente, sai come la immagino a lei? Sì? Che non, ecco, come Tifone. Lo conosce Tifone? No. Mi faccia la domanda. Allora, chi era Tifone? Allora, nella mitologia greca Tifone era un essere metà uomo e metà animale, con ali piumate sulla schiena e teste di serpenti al posto delle dita, e con la testa d'asino. Sputava valanghe di sassi, sulle gambe gli strisciavano delle vipere e lanciava fiamme dagli occhi. Ma ciò non gli impedì di essere gettato nel Tartaro. Sai cos'era il Tartaro? No, maestro. Era una specie di inferno dei greci ignoranti. Vabbè. Ecco, anch'io butterei voi nel Tartaro, ma non nell'inferno dei greci, proprio nel Tartaro estratto dai denti del cammello. Vabbè. Maestro, non si adiri, non si arrabbi. Scusate un attimo, Manlio! Manlio! Oggi lo chiama con la rincorsa perché si vede. Manlio! Ma che cosa hai combinato? Scusate un attimo. Sì. Non ne posso. Hai superato ogni limite, Manlio. Ma cosa avrà fatto mai il maestro Sgalambro, scusi? Niente, purtroppo ha steso le sue mutande in salotto sulle corna di yak tibetano. E pensate che lui si fa le mutande con le bende, lo sapete? Ma è una calamità, mi sta distruggendo a casa. Ieri, pensa, con l'arco macedone mi ha distrutto un vaso preincaico. Penso. Un'altra volta l'ho beccato mentre si puliva le orecchie con un prezioso flauto mongolo. La settimana scorsa ha fatto cadere il lume etiope dando fuoco al tappeto somalo. È una cosa il maestro Sgalambro è un po' maldestro, allora. Ma è peggio, peggio. Meglio che non mi racconti quando si leva i calli dai piedi con il callifugo. Lo conosci il callifugo caniota? No, come è fatto, scusi? Guarda, allora, è identico a un'affettatrice per tartufi. Che schifo. Si mette il piede sotto e si comincia ad affettare il callo con forza, smenuzzandolo. Ma non è rischioso, scusi? Per le persone normali sì, per i canioti un po' meno. Ha presente come è fatto il piede di un caniota? No. Pensa, loro usano anche il pilano. Va bene. Interessante, ci fa piacere che lei ci racconti queste cose. Avete finito il vostro vano soliloquio? Avete finito di interagire con la mia persona? Avete cessato la vostra inopportuna interferenza con il mio mondo? Voi non lo sapete? Oggi è il vostro D-Day. Oggi è il vostro 6 giugno 44. Anche voi avete effettuato il vostro sbarco. Lo sbarco in Normandia? No, sui miei coglioni. Benissimo, grazie al maestro Battiato. Allora tra qualche minuto arriverà spazio alla cultura e alla musica. Chiamiamo a casa di Franco Battiato. Pronto? Pronto? Maestro? Chi siete? Di Viva Radio 2? Sì. E potete attendere in linea un attimo? Sì. Un attimo. Sì. Mario, passa la palla, forza. E non fare il driblomane, dai. Forza. Dammi sta palla. Stiamo giocando a calcio a piedi nudi. Lo so. Sulla sabbia della Plaio, sai, a Catania. Sì, lo so. Scusate maestro. un attimo. Mario, prendi sto cross. Tira al volo, forza. Tirato? Tira, Mario. Che è sta roba? Che è sto...
Gliel'ho detto 100 volte, ti devi tagliare le unghie dei piedi. E il terzo super santos che mi buca. Ma che ha? Che è una tigre? Non è possibile, non si può giocare. Ma chi è quello che ride sempre lì? È Cremonesi, Adesso al posto delle unghie c'ha delle scimitarre, non lo so io. Vabbè. C'ha le unghie a serramane, Senta, veramente. maestro Battiato, volevo farle una domanda curiosa. Sì, c'è. Che passatempi ha un filosofo, ad esempio, come Manlio Sgalambro? Ma ora mo te lo dico, un attimo solo. Sì. Oggi sono felice di essere un beta, lo Che? sai? Un beta? Sì. Che è un beta? Un motorino, scusi. Il mio maestro. giorno non è duro dentro il mare, mi posso vestire dai gamma e dai delta e farmi ubbidire. È una frase che mi è venuta, ti piace? Ah, così, sì, bella. L'hai capita? Sì, moltissimo, grazie. Possibile, maestro. tu hai una calotta di ghisa nel Lo so, cervello. maestro, allora perché me lo chiede? Senta, no, torniamo alla domanda. Che passatempi ha un filosofo come Sgalambro? Manlio ha un solo svago, un solo trastullo. Pensa, prova un'incredibile distensione in un'occupazione divertente, Bene. un hobby che lo intrattiene per diverse ore. Quale? Egli prova grande gioia e un indicibile piacere nel creare delle piccole sculture sferiche, modellando una sostanza Che roba? mucosa che grazie al suo potere adesivo Sì. rimane saldamente attaccata a materiali di vario genere, Sì. sfidando, Sì, pensi, maestro. anche la legge di gravità. Così, cioè? Non ho capito. E mi attacca le caccole sotto il tavolo. Tutto sto giro di parole per arrivare, vabbè. Ma dai, che dice, E maestro? che vuole fare? È uno schifo. Ci credo. Pensi che sotto il divano c'ho dei prosciutti appesi ormai. E non vi dico quando fondò il club dei poeti maledetti. Ci racconti un po' i poeti maledetti come? Allora, il problema è che in latino poeti, come si legge, lei lo sa? C'è il dittongo, no? La O e la E come viene letta. Ah, Cioè peti? Esattamente, era il club dei peti maledetti. Si chiudevano in una stanza e si dilettavano a emettere fetide aria sulfuree. Pensa che una volta entrai nella stanza e capii perché si chiamavano maledetti, è quella la cosa. Aria sulfure. Senta, maestro. Io vorrei vedere come Gio Ciampa lo ora so, gli traduce peti a maledetti. Gio Fare il club dei peti maledetti, io non lo so. Perché è lì che sta traducendo, non ci ma credo non è io. impossibile. Infatti non gliel'ha tradotto. No. Senta, maestro, ma innalziamoci un attimo, eleviamoci culturalmente. Che ne pensa del nuovo cinema cinese? Ad esempio, il film come Still Life, che ha vinto la Palma d'Oro. Still Life? Sì, ha vinto la Palma d'Oro, lo sa, la Cannes. Vede, io le parlo da amante del cinema, da regista, da cineasta. Sì. Il nuovo cinema asiatico ha in sé delle proprietà intrinseche che avvicinano al misticismo indiano. Bravo. Le immagini di queste pellicole fanno sì che guardandolo ci si estranei dalla realtà che ci circonda. Per farle capire, certo. guardare il nuovo cinema cinese è come essere in un tempio buddista durante una predica fatta in aramaico da un sacerdote shintoista. E cioè? Una rottura di coglioni. Grazie, maestro. Grazie. Arrivederci. Che devo fare? Pronto? Che è sta roba? Che è sto rumore? Maestro Battiato? Pronto? C'è nessuno in linea? Purtroppo ci sono io. Ah, ecco. Ecco. Se lei non dice c'è nessuno in linea, io non entro, capito? Certo, ho capito. Potevamo stare 3 giorni qua. Ho capito. È bello scoprire che nessun pirata della strada abbia incrociato il vostro percorso durante il fine settimana, insomma. Grazie. È bello scoprire che nessun incidente domestico vi abbia causato dei danni permanenti, purtroppo. È bello scoprire che la mala sanità oggi non vi annoveri fra le sue vittime. Che devo fare? Maestro, ma perché ci tratta così, scusi? Allora, vedete, nel 9 d.C. il console romano Publio Quintilio Varo attraversò... Chi c'è? Deve ridere? Sì, di questo no. Certo, siccome sei ignorante, quando certo. io dico dei nomi strani ti sembrano tutti dei cartoni animati. Tutte delle minchiate, sì, è vero, ha ragione. Dicevo, il console romano Publio Quintilio Varo attraversò il Reno e fu sconfitto nella foresta germanica nei pressi di Teutoburgo dalle tribù indigene comandate da Arminio. Sì. Le regioni, lo sai, le legioni romane furono annientate e distrutte. Tu dici che c'entra? Appunto. E voi avete vinto la vostra battaglia di Teutoburgo. E in che senso, maestro? Avete annientato e distrutto i miei coglioni, ve lo devo dire. È lì che Scusate, è lì che volevo arrivare io. C'era...
Ormai ve lo posso dire? Avete varcato le colonne d'Ercole della rottura di minchia. Ah, beh, maestro. Scusate un attimo, sì, Manlio! Ma queste mutande con la scritta sono No, tue? dai. Ma non mi dica che il maestro Sgalambro usa le mutande con la scritta Dolce e Gabbana davanti. No, lui sulle mutande ha la scritta Hic sunt leones. Ah, proprio c'è la scritta. Sgalambro ha un modo di vestire molto spartano, eh? Ah sì, nel senso di un modo semplice, fatto di cose essenziali. Ma quando mai? Lui gira con la tunica e i calzari in cuoio, un mantello rosso porpora, elmo scudo e lancia da oplita. Insomma, si veste come uno spartano del V secolo avanti Cristo. Cioè. Scusate, ma adesso devo andare a dare da mangiare agli animali? Ah, ma lei ha degli animali? E che animali sono? Cani, gatti? No, ho delle giraffe di Arusha. Cioè lui a casa Le c'ha conosce? No, ma... E vengono dal parco del Serengeti. Ah, ho capito. Allora, le abbiamo vinte io e Sgalambro a calcetto contro i Masai. Ah, l'avete vinte, eh? Allora, veramente, pensi che i Masai usano le giraffe come porte di calcetto? Ah, sì, perché sono in effetti. Allora, le spiego, la pancia è la traversa e le gambe sono i È pali. giusto, sì. È la misura regolamentare. L'importante è che quando tiri non becchi mai l'incrocio dei pali. Perché, scusi? Te lo devo pure dire? No, ho capito. Perché se la giraffa è maschio, All'incrocio di pali. lo sai che cosa c'è? No, ho capito, maestro, è vero, ha ragione. Ci fermiamo lì? Sì, grazie. Tu l'hai mai visto uno scroto di giraffa? No, Ecco, e deve essere allora finiamola immenso, qua. però. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Culatello. Vabbè, noi ci siamo venduti Una per... canzone mia non l'avete mai passata, ad esempio? lei ci manda qualcosa, noi mandiamo anche le canzoni Se sue. mi fosse chiamato Luca Battiato, Ah, l'avreste mandato. sì, Mandate perché- solo Luca Sardella, Luca Barbarossa, ha che devo ragione. fare? Ha Avanti. ragione, maestro. Ma siete Buongiorno. sempre di Viva Radio 2? Certo, Ah, certo. quale gioia per le mie orecchie. Udire le vostre varescenti parole, il vostro rozzo linguaggio mi commuove. Lo sai che trascorrerei ore ad ascoltare le vostre dissertazioni sul nulla? Ah, davvero, maestro? Sì. Assolutamente no, cretino. Ah, ecco, appunto. Sei un Immaginavo cretino. che... Piuttosto che udire la vostra voce preferirei avere un'otite cronica purulenta con fuoriuscita di pus dal padiglione auricolare. Pensa come quella che ebbe Sgalambro durante la nostra visita allo sciamano Boshimane nel villaggio di Motemelò. Lo conosci? No, ci racconti, maestro. Non conosci Motemelò? No, io non so dov'è io. Non vado... Allora, Sgalambro stava effettuando delle ricerche per un suo saggio, ricerche che ci portarono in mezzo alle tribù dei Boshimani. Il libro, il titolo di questo libretto era La flatulenza nella Grecia Ho presocratica. capito, bello, E immagino. fu proprio lì nel villaggio di Motomelò che Sgalambro fu colpito da una particolare forma di otite che solitamente colpisce i pachidermi. Ah, addirittura, raga. Pensa, urlava come una bertuccia del Mekong in calore. Per fortuna lo sciamano gli diede l'antidolorifico Boshimane. Ah, antidolorifico Boshimane, come funziona? Non scusa? lo conosci? No. Ah, beh. L'antidolorifico Boshimane è fatto con una pietra del deserto del Kalahari. Ah, sarà una pietra con effetti terapeutici? No, assolutamente no. Lo sciamano sai che cosa fa? Eh. Prende la pietra con entrambe le mani e assesta un poderoso colpo sul malleolo del paziente. Ma scusi, ma che razza di antidolorifico è questo? Allora, dopo una botta del genere, il dolore dell'otite è l'ultimo dei Ah, problemi. certo, giustamente. Certo. È la famosa terapia Boshimane del dolore scacciadolore, no? sì, sì, e sì. poi uno ci pensa due volte prima di scassare la minchia allo sciamano con dolorini inesistenti. Certo. Maglio! Dove hai Sgalambro. messo il martello somalo? Martello somalo, ma che roba è? Come è fatto? È fatto da un manico di legno lungo 30 centimetri, Sì. a un'estremità è ben fissata una testa di ferro piatta da un lato per permettere di piantare dei chiodi, Sì. mentre l'altra è più schiacciata per permettere l'estrazione dei chiodi. Scusi, ma è un martello normale allora? E come minchia volevi che fosse fatto un martello? Non lo scusa? so, è un martello Ma secondo lei i somali come li piantano i chiodi? Con i gomiti? Che sei cretino? Sanzi, sei un cretino in offerta, lo Scusi, sai? che vuol dire cretino in offerta? Che paghi 2 e ne prendi 3. Ah, beh.
Senta Martello, sì maestro, ci scusi per il martello. Senta Martello. Una cosa deve dovevo leggere, dire. ma la sbaglia pure, insomma, avanti. Ma lei ci ha abituato sempre a ste forme strane, oggetti bizzarri, non è colpa nostra, lei. Cioè. Purtroppo a forza di parlare con voi le uniche cose molto strane e particolari dalle forme bizzarre che io lo sai cosa sono? No, cosa? I miei coglioni. Grazie al maestro Battiato, sempre colorito. Visto che parliamo di musica, adesso chiamiamo il nostro cantante preferito, vale a dire un filosofo, un maestro, il maestro Franco Battiato. Sentiamo se c'è. Potete attendere in linea un attimo? Sì, un va attimo bene, solo? sì. Allora Manlio, ti ho detto, il prosciutto lo devi mettere nel mezzo insieme alla sottilezza. Ma che fa? Mica ci vuole uno scienziato, Sì, no? ma maestro, Pronto? che stavate facendo? Scusi. Stavo spiegando a Scalambro come si fa un toast, a volte mi pare veramente un cretino preciso. Scusate, posso porvi un quesito? Sì. Perché? Lo dico solo perché. Ma perché cosa, scusi? Dicevo, perché non indirizzate le vostre esigue attività cerebrali verso zone che riguardino la vostra misera sfera emotiva e intellettiva, riuscendo magari a eludere il continuo supplizio a cui sottoponete il mio elemento mascolino? Scusi, insomma. non ho capito. Ecco perché continuate a massacrarmi lo scroto. Adesso è più diretto. Maestro, non... Le cose bisogna dirle così certo. come sono, è inutile che stiamo a fare Giri tondi, panegirici. Se io Maestro... devo dire che mi rompete i coglioni, lo che dico, l'ha ribadito, ma noi purtroppo lo ribadisco. non volevamo disturbarla, maestro. E mi sono anche stancato di insultarvi, tanto la vostra cultura è di un livello così infimo che non capireste gli insulti. Siete servi dell'ignoranza, siete dei devoti dell'analfabetismo, Maestro, insomma. lei ci sottovaluta così, Vi sottovaluto? Ma se avete il quoziente intellettivo di un baracarro, insomma. Bravo. Le mentule! Sembrava il pescivendolo a Palermo. Un attimo che Scalambro mi ha detto qualcosa in greco che non ho afferrato. Sentiamolo. Un attimo. Come dici? E fa le mentole ha detto, hai capito? No, io. Non avete capito? Che ha detto Scalambro? Vi ha rivolto un epiteto nel suo slang, diciamo, greco-romano, che fa le mentule col dittongo finale. Sì. Lei sa cos'è un dittongo? Sì. Qual è? Che cos'è? Uo è un dittongo, ad esempio. Lei è un ignorante, esattamente. Allora, che fa le mentule, come lei pensa la parola? Che fa le, che cosa vuol dire in greco? Antico, testa. Testa. Da cui derivano tante parole, no? Di uso comune, come cefalea, ad esempio. Okay, sì. La parola mentula Sì. è invece di origine latina Sì. e come Catullo ci insegna, Sì. indica l'organo di riproduzione maschile. Quindi, se lei unisce i due vocaboli, che fa le mentule, Ci ha detto teste di minchia, glielo dico io. vabbè. Immaginavo. Tanto quello siete. Quello siete. Senta maestro, non ci tratti così, sia buono. Quello siete. Ci racconti un aneddoto, dai, qualcosa di interessante. Cazzo mai, Neo mai. E come me. Io lo farei parlare per ore Anch'io. così perché mi fa ridere Tanta a guardarlo voce. in faccia, voi non potete vederlo, Scalambro, io sì. Forza, agatossa cate agaton. Giganto. Dimmi quella che dovevi dire. Icneo. Hai ragione, Mario. Che ha detto il maestro? E niente, il maestro Scalambro mi suggerisce di raccontarvi di quella volta che durante un simposio con gli sciamani delle tribù dei nasi forati fummo aggrediti da un bisonte maschio in calore. Come andarono i fatti, ci spieghi un po'. E purtroppo durante la riunione il maestro Scalambro, compenetrandosi con il racconto degli sciamani, cominciò a fare la danza della pioggia. Fu allora che il bisonte, eccitato dai suoni emessi da Scalambro, si imbizzarrì e carrecò. E come vi salvaste poi? Ma io mi salvai, purtroppo Scalambro andò peggio, insomma, e dopo quell'episodio fu ribattezzato. Pensate, è una cosa vera questa, l'uomo che sussurrava ai bisonti. Grazie Ero maestro. solo come un ombrello su una macchina da cucire, dalle pendici dei monti Iblei Niente, a è partito, settentrione. maestro. Dopo la pubblicità veramente
c'era un'energia che si tagliava col coltello. Vabbè, perché scusa? Ma veramente ho sentito proprio il pubblico in delirio. Vabbè, che c'entra? Per voi c'è gente che mangia il gelato, ho sentito dire. È vero, sì, al pistacchio. Volevo salutare anche Pino Danieli. Che lei conosce? Certo. Faremo un disco che si intitola Il mio nome è Franco. Certo, è ovvio. Senta. Un attimo, scusate. Queste urla. Lasciami stare, Maglio, basta. E Scalam, mi fai male. Mi stai slogando la spalla. Mi stai soffiando. Non stringere così, ma che mi sminghi il kimono, Ma per scusate, favore. cosa stavate facendo, giusto? E niente, ci stavamo addestrando alle discipline di combattimento Sì, orientali. vabbè, le sue discipline non violente di autodifesa, dai, si usano per la meditazione, sta Ma roba che qua. meditazione, meditazione d'Egitto? Noi le usiamo nelle risse. Ma capisci? quale risse, scusi, Battiato, non posso credere che lei sia un tipo rissoso, dai. Mi scusi, non mi dica che lei, se uno la tampona facendo retromarcia, gli fa un applauso o gli chiede un autografo, lo invita a un happy hour o gli dà il numero di telefono di sua sorella, vabbè, no? che c'entra, però al limite faccio una constatazione amichevole. Lei perché, scusi, lei cosa fa? Niente, non faccio altro che aprire con lui un corridoio fatto di energie cinetiche e spirituali volte ad annullare le distanze che ci dividono e, usando le regole proprie della fisionomica, mutare la sua essenza originaria. E cioè, scusi? Gli rompo il culo. Questo deve essere... Chiedo scusa se sono esplicito. Vabbè, non voglio usare metafore in No, questo. certo, Le esatto. cose vanno dette così. Sì. Purtroppo ho solo dei problemi. Ha dei problemi, Sì, diceva? con le testate. Lei ha presente il mio naso? Sì, e ce l'ho. ogni volta che do una testata arriva prima il naso che la testa e mi faccio male. È un problema serio. Maestro, la prego, sia più Col- Che ha detto Sgalambro, scusi? Un attimo, ripetimi, Scalambro. Mega. Mi ha chiesto in greco antico, Sì. mi ha chiesto dove ho messo il pelapatate berbero. Scusi, maestro, non per dire, ma come è fatto un pelapatate È berbero? un Non so. bell'oggetto, Sì, insomma ho si capito. tratta di un semplice pelapatate senza lama, praticamente un pezzo di legno di palma, niente di Ecco, che. scusi, come si fa a pelare le patate allora? Ma cosa ne fotti? Avete mai visto crescere una patata nel deserto? voi? Certo, allora. Scalambro lo usa per pulirsi le orecchie, insomma. Senta, maestro, Sì, volevamo che c'è? fare una domanda interessante. Lei ha Sì. scritto canzoni per tanti artisti, no? Sì. Quasi sempre si tratta di donne, come mai? Vede, come si chiama Baldini. lei? Baldini. Quando una persona appartenente all'universo femmineo reclama una qualunque cosa, Sì. mi rivolge a una qualsiasi richiesta, io non sono capace di esprimere un rigetto, ho capito. cioè non riesco a oppormi al loro volere. Ho capito. Per avere un dialogo con una donna in condizione di parità e non essere suo succube, Sì. ho solo un metodo, E qual è il metodo, maestro? una zaganella. Dipende dalle occasioni, capisci? Sì, ho Una capito. sana pratica onanista mette uomo e donna sullo stesso piano, Ho capito, in condizione di parità. Va Comunque bene, adesso vi devo salutare. Grazie, maestro. Perché ieri temevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu, Che è lo sta roba? capisci? Ah, Il tempo è partito. lascia solo di un amore, Maestro? un poco di rimpianto e È nulla andato, più. è I partito. dolci sogni dell'età È sognante, andato splendidi via. fiori di felicità. L'abbiamo perso, grazie. dovevano sfidare l'eternità Sfumalo, e grazie. di- Bene, grazie a Franco Battiato. Lo Sgalambro, Sentiamo se c'è il maestro Battiato e ci risponde. Buongiorno. Buongiorno, maestro. E meno male che avete chiamato, Oh. mi stavo preoccupando, dicevo fra me e me, meno male. come mai ancora non mi chiamano, beh, sì. come mai non si sono ancora messi in contatto con me, insomma, non gli sarà capitato qualcosa, ho pensato, ero preoccupato. Davvero, maestro? Ma che sei cretino? Ecco. Non me ne fotto una minchia fritta di te. Che è sta- Maglio, ti prego. Maglio, ti prego, sono al telefono. Maglio, non faro piccerito, smettila. Sì, proprio una camurria, non hai il senso della misura, altro che filosofo, sei uno scassaminchia tu, Maestro. Ma per favore. Ma cosa sta facendo il maestro Sgalambro? Niente, sta giocando con l'allegro chirurgo. Ok. Quello mi sembrava un suono familiare. Purtroppo lui anche prima di giocare all'allegro chirurgo, sai che fa? No. Recita il giuramento di Ippocrate in greco antico. Ancora, smettila, finiscila e mangia che è meglio, che se no si fredda. Forza. Sgalambro, ma che hai fatto?
Hai messo il parmigiano sul Ma che pesce? schifo. Agatossa, catè, agaton. Come hai detto, scusa? Agatossa, catè, agaton. Ma che vuol dire? Mi sono sbagliato, mi sembrava parmigiano. Continuo a mangiare. Scusi, a questo punto cosa c'era sul pesce lì del maestro? Non mi sembrava parmigiano, era semplicemente forfora. Ah, ecco, che schifo, dai, ma dai. Ma per questione di gusti, comunque insomma. oggi è una giornata in cui avverto percezioni tutt'altro che tranquilli, Cioè? rifacendomi al karma yoga, una filosofia empirica e diretta, Sì. una spiritualità semplice e immediata basata sulla ricerca della trascendenza, combinando azione e meditazione ho percepito delle negatività o meglio delle non positività. Scusi, che cosa vuol dire? E che oggi è una giornata di merda, diciamolo, le cose come stanno bisogna dirle, Ma no? come mai, È scusi? inutile che cerchiamo giri e panegiri, certo, sono cose che ma come bisogna mai? dire. Ma cosa è successo, maestro? Ancora? Che è successo? A parte questo flagello testicolare, lo sentiamo. insomma, c'è il problema del giornalista Gianni Menà ora. Gianni Minà, cosa vuole da lei Gianni Minà? Dice che vuole farmi un'intervista. Allora dov'è il problema? E il problema è che è venuto a casa mia, a Milo, è venuto per l'intervista, ma non era solo, Cioè? purtroppo. Era con Paco Pegna, Sì? Sottomayor, Aldo Candarutti, Fernanda Pivano, Teofilo Stevenson, Stefano Bonaga, Lando Buzzanga, Fernando Alonso, Ivan Pedrosa, Giorgia Palmas, Cucazzo Echista, il Duca d'Agosta e un certo Carletto Muraro, praticamente un gruppo di chiattetti. Sì, vabbè, ma lei cosa ha fatto, scusi? E li ho presi a colpi di pietra lavica, che dovevo cioè. fare. Dovete vedere come scappava quel Muraro con gli scarpini da calcio, faceva le scintille con i tacchetti di metallo. Vabbè. Scalambro, pensa, ha una mira infallibile, ha centrato Minà in fronte da 30 metri. Bene, Robe da maestro, matti, la guarda. ringraziamo. È un ora di- oceano di silenzio, Sì, è scorre part- lento, è partito. senza centro e né Maestro. principio. Cosa avrei visto del mondo senza Maestro. questa luce che illumina i miei pensieri non neni? ci sente, è partito E questa per la pace tangente. trova Maestro, l'anima dentro, scorre lento, non il capiamo, tempo di altre maestro, leggi di una se ne va, dimensione. sfumiamolo. Grazie maestro Battiato. Prossimo sono sempre io, come voi siete come una spada di Damocle puntata sul mio apparato testicolare. Tu sai qui era Damocle? No. E per te sicuro era un cavallo, invece no. Senti, scusa un attimo, Sì. c'è Gianni dopo? Sì, è qua Gianni Ciao Minà. Gianni. Ciao. Ti saluto. Ti saluta pure Scalambro che è qua con me. Scalambro, ti stavo per chiedere di Sta Scalambro. qua, è vicino a me, ora te lo chiamo. Scalambro! Sì. Sente. Scalambro! E chi lo parla greco, che Ah, vuoi che sì, te posso certo, dire? ma- Purtroppo. Lo so, solo greco. Un attimo, Sì. scusate se vedete. Scalambro! Eh. Ma che stai facendo? Non ti puoi mangiare i surgelati, li devi prima scongelare, lo capisci? Maestro, scusi, Sgalambro mangia i surgelati? E purtroppo se la parola Findus gli ricorda il latino e non fa altro che mangiarsi i surgelati. Ecco, una cosa, una curiosità, ma cosa Dimmi. si mangia a casa Battiato? Le lenticchie berbere? Ma cos'è, un piatto vegetariano? No, non precisamente, è un piatto fatto con lo zenzero, lo zafferano, il cumino e al posto delle lenticchie si mettono le zecche dei cammelli, Che schifo! dell'oasi di Cufra però. Ma che devo schifo! mettere. Ma le zecche del cammello, dai, ma come fa? Se Lei- devi riprendere, Le assaggi prima di criticare, sì, il va. cammello si sa, no? È detto il maiale del deserto. Perché? Del cammello non si butta via nulla. Senti, ne avete ancora per molto? Posso dirvi una cosa? Certo, ci dica pure, maestro. Compreso fra le coste dell'Europa meridionale, dell'Asia occidentale e dell'Africa settentrionale, il Mar Mediterraneo si sviluppa Ok. per una lunghezza di 3.680 km po' più tra lo stretto di Gibilterra e la costa orientale e con una larghezza media di 700 km, Bene. la cui massima Niente. estensione è di 1.665 km Maestro. e compresa tra il Golfo della Sirte e quello di Trieste. partito. Geograficamente si estende in longitudine Ok. dai 5 gradi ovest ai 38 gradi est e in latitudine dai 30 ok. gradi ai 45 Bene, nord, maestro. con una superficie di 2.560.000 Ok. km quadrati. E allora? Ecco, non basta tutto il Mar Mediterraneo per contenere i miei coglioni. Benissimo, grazie. Franco, fa sempre il giro largo. Con un certo rammarico che ci siete anche voi. Ma perché vi ostinate a sottopormi
insomma, questo martirio telefonico, dire che siete una calamità è un eufemismo. Vabbè, adesso. Siete fastidiosi e molesti, siete praticamente come una taddarita nelle mutande. Cioè, maestro, cos'è una taddarita, scusi? Ma non lo sai? No. Nell'idioma siculo con la parola taddarita si indica il pipistrello. Ah, Voi avete mai provato ad avere un pipistrello nelle mutande? No, maestro, ecco, è una cosa fastidiosa, sì, credetemi. vabbè, non intendevamo disturbarla noi. Ma certo, nella sventura non ti colga sgomento, per te non sorga il giorno, che alla tua gioia sia compenso di Maestro? dolore. A quante volte un malefico Maestro? vento ti colse, ma il soave profumo risaturò subito l'aria. partito. Il nembo. Maestro? Sai cos'è il nembo? No, maestro. Il nembo spesso sovrastò minaccioso, sì, ma fu ok. disperso prima che dal Maestro. grembo oscuro si scatenasse orribile Ok, tempesta. maestro, Sì? ecco, dicevo, non intendevamo disturbarla noi. Ah, non volevate? No. Non intendevate? No. Ah, ho capito. Allora sapete che vi dico? Vi invito a intraprendere la lunga rotta attraverso il ristretto passaggio che conduce un individuo nel ventre sino alle viscere, sfidando le miscele gassose che ivi albergano. Scusi, maestro, ma non ho capito. Ecco, andate a fare in culo. Bene, ora abbiamo capito, grazie. È un concetto semplice. È semplice, va, non è che è difficile Sì, ho capito, maestro. da capire. Non volevamo Insomma, distrarla dalla sua attività. Cosa stava facendo, scusi? Niente, io e Scalambro Sì. stavamo tentando di battere il record di apnea usando la meditazione yoga. Ah, ho capito. Pensate che il maestro Scalambro, mentre vi parlo, è ancora immerso nella vasca per l'irrigazione degli agrumeti. E sai che cosa fa per No. stare fermo a fondo? No. Si è abbracciato ad un bronzo di Riaci. Senta, maestro, ci racconta qualcosa di divertente, insomma, aneddoti della sua vita, qualcosa che... Sinceramente io non mi ricordo nulla di divertente nella mia vita, non lo so. Non lo so. io, Ci maestro. devo pensare. Beh, a parte quella volta che durante un picnic nel deserto dei Gobi io e Scalambro fummo aggrediti da un cammello mongolo a pelo lungo. Beh, sa? insomma, cosa c'è di divertente nell'essere aggrediti da un cammello mongolo? Nulla, però è la cosa più dilettevole che ci sia mai capitata. Ma per fortuna che il cammello mongolo non morde. Ah, non morde? Cosa fa, scusi? Sputa. Ah, Sputa degli sgracchi gialli e gelatini. Looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the Akon shit. You can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Rush from the club to the cribs like a mile away. Or more like a palace, shall I say. And plus I got a pal at the Gallus game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over. Franco, salve, pronto? maestro, buongiorno. Lo so, ma perché non vi eclissate? Perché non fate un bel tuffo carpiato nel primo cratere dell'Etna? Voi evocate la figura di Pitagora, lo sapete? Ah, sì? Lo sapete chi è Pitagora? Sì. Avanti, chi è? Filosofo e scienziato. Che nacque a? Non lo so. Catania. No, nacque a Samo nel 572 avanti Cristo. Bene. Voi siete la prova vivente che il suo teorema è esatto. E cioè? Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui miei coglioni. Dombri così. E ve lo devo dire, che devo fare? Non uso metafore, io lo sapete. Lo sappiamo bene. Ma perché vi ostinate a contattarmi, a importunarmi? Quale scherzo della natura vi abbia generato io non lo so, Maestro, ma l'abbiamo veramente. chiamata, perché abbiamo letto sui giornali che lei sarà uno degli ospiti delle Notte Bianche di Roma. Davvero? Sì. È una cosa bella? Insomma, credo di sì, credo. Ma io ricordo con terrore una notte bianca che trascorse nell'oasi di Cufra. E che accadde? Ci racconti un attimo? Ma pensi, io e Scalambro ci trovavamo nell'oasi di Cufra per partecipare a un simposio filosofico con dei pensatori beduini. Pensate. E mentre Scalambro leggeva ai presenti il suo ultimo saggio dal titolo
Che titolo aveva? Non riesco ad andare avanti, c'ho una leggera mancamento di fiato. Il titolo di questo saggio qual era? Ora glielo dico. Eh sì, ce lo deve dire, Glielo devo dire per forza? Sì, allora sentiamo il titolo del Dicevo, Scalambro stava leggendo ai presenti il suo ultimo saggio, Sì. dal titolo Perché il monco non applaude mai? Che ci avete un lama che ride? Sì, è Guidi che ride da tipo lama. Guidi. Pensate, io stavo cucinando uno spezzatino di dromedario a base di peperoncino berbero. E allora? Niente, stavo smenuzzando il peperoncino berbero con le mani quando improvvisamente mi scappò di fare la pipì. Sì. Succede, E io mi trovavo in un'oasi di palme nane. Quindi dovetti mettermi in ginocchio per farla e non farmi vedere. Che c'è Baldini? Lo so, le palme nane. Senta, e dopo che successe allora? Perché avevo le mani impastate di peperoncino e purtroppo non ho ancora imparato a farla senza mani. Lei è presente quando brucia il peperoncino berbero? No, ma mi immagino. E i tuari che lo usano per accendere il fuoco, pensi che passai la notte in bianco ululando alla luna. Ecco. Va bene, avanti. Senta, Sì, maestro, che c'è? per ora a Cannes lo sa che si celebra il Festival del Cinema, lei è anche un regista. Qual è il genere di film che lei preferisce? Secondo il mio immodesto parere, il cinema moderno deve combinare un insieme di eros e azione, oltre ad avere la funzione di liberare l'uomo dai tirannici divieti della vita sociale e comunitaria. Lo riunisce alla sua vera dimensione, consentendogli di vivere i propri desideri, di ritrovare l'identità in una forma fluida e dinamica. Per dirla al modo degli impressionisti, anzi espressionisti, si tratta di un grido di disperazione che libera le torbide pulsioni. Maestro, scusi, non ho capito, che film preferisce? I film porno, Questo giro per arrivare. Scusa, ma sul monco che applaude, che te devo palme dire? nane. Le palme nane. Scusaci, Gepio. Sai tu come si intitola? No, maestro. La tregua. La tregua. Ora, visto il vostro quoziente intellettivo, è inutile che lo leggiate perché non capireste nulla. Certo, va bene. Ma fate un piccolo sforzo per comprendere almeno il significato di questa parola. Tregua. Ecco, datemi tregua. Vabbè, maestro, la prego, ormai è un appuntamento fisso il nostro. Allora, su. nel 527, esattamente 1527, vi fu il sacco di Roma, lo sapete? Un esercito imperiale entrò in Italia, diretto su Roma, e i lanzichenecchi al comando scusate, Manlio! Astuta sul telefono! Diceva allora del sacco che ha lasciato il telefonino acceso lì, Manlio Che ci vuoi Scalambro. fare? Dicevo il sacco di Roma. Sì. Dicevo che i lanzichenecchi a comando del generale Georg von Drusberg devastarono e saccheggiarono la città. Scusi, ma noi che c'entriamo? E avete saccheggiato i miei coglioni, ve lo devo dire, scusate, mi avete rotto le palle a tal punto che per restaurarli ci vuole il congresso di Vienna ora. Mario! Ce l'ha con Scalambro. No, spacca il telefono. Dove hai messo il salvadanaio andino? Ho delle monete. E come è fatto, scusi, il salvadanaio andino? È un maialino nano delle Ande. È un maialino di terracotta. No, è vivo, maialino vivo. E le monete dove si mettono? Ah già, vabbè. Glielo devo proprio dire? No, maestro, vabbè, ok. Lo regalarono a Scalambro in Sud America, dove ci recammo per la creazione di uno dei suoi capolavori filosofici. Qual era il titolo di questo testo? Perché gli sfrattati non hanno incidenti domestici. Certo. Vabbè. Mi ricordo che il maestro andò sino alla città di Machu Picchu a 2700 metri a piedi nudi per carpire l'energia della terra. E riuscì a carpire l'energia? No, si riempì di zecche fra le dita dei piedi, purtroppo. Senta, ma come fece il maestro Scalambro, che comunque a una certa età, ad arrivare fino alla cima?
Masticava foglie di coca. Ah, ecco, proprio. Pensa, ne masticò così tante che gli venne una salivazione densa. Pensate che dopo con lo sputo riparava le gomme delle biciclette. Vi posso fare una domanda? Che domanda, maestro? Una domanda di grazia vorrei che ponga fine a questo supplizio, alle mie pene. Vabbè, non faccia così, su, maestro. Allora, dovete sapere che l'ingibit, tu sai che vuol dire ingibit? L'inizio? Bravo, del bello Gallego, opera storia del Caio, Giulio, continua. Cesare? Bravo, recitavo così. Sì. Gallia est hominis divisa in partes tres. È una locuzione in lingua latina. Tu sai che vuol dire? Non ho studiato il latino, maestro. La Gallia nel suo complesso è divisa in, lo dica lei, In tre. In tre. Ecco, avanti che ci arriva in partes. 3. E che può significare? In divisa? È divisa in 3 parti. come i miei coglioni. Ecco, va bene, grazie al maestro Battiato. È arrivato il momento in cui si parla di cultura, di filosofia. Colleghiamoci con il maestro Franco Battiato. Allora, sentiamo se c'è. Pronto? Maestro? Che gioia veramente sentirvi, siete vivi? E con ansia che attendevo la vostra telefonata. Ah, davvero, maestro Battiato, ci fa piacere. Cioè, non ci ho dormito tutta la notte. Pensate che durante il fine settimana, per il dispiacere di non sentirvi, non sono riuscito neanche a mangiare un dattero o niente. Di questa sua attenzione siamo contenti, siamo onorati proprio, maestro. Sì, siete dei rompiscatole con tanto di licenza ministeriale, fidatevi. Ecco. Senti, ma io volevo farvi una domanda. Ma perché fra 60 milioni di italiani avete deciso di indirizzare la vostra ottusa attenzione nei miei confronti? Beh, perché lei è una persona, come dire, particolare, un genio della musica, una persona di cultura. Senta, maestro, lei ha parlato di fine settimana, ma ad esempio, il fine settimana un personaggio come lei, come lo trascorre? Allora, prima di tutto sarebbe opportuno prendere coscienza dei propri mezzi e dei propri limiti e poi porsi un quesito esistenziale e filosofico, una domanda che implichi nella sua stessa formulazione una risposta categorica e assoluta, un interrogativo che sarebbe sempre da porsi in anticipo, prima di interagire con un'altra persona che potrebbe non avere un'apertura verso il vostro animo, una domanda che soprattutto voi dovreste sempre rivolgervi. E quale domanda, maestro? Ma perché non vi fate i cazzi vostri? Cioè, tutto questo giro di parole. Certo. Ma volevamo solo sapere come trascorre il suo tempo libero, scusi, perché s'arrabbia? Se ne fotte del mio tempo libero. Non mi scassate la mentula, per favore. Non le chiedo cos'è la mentula, perché si intuisce. Ah, non lo sai il latino? No, la minchia, è uguale. Una pig? Sì? Pig? Chi è Pig? Non ti dimenticare di comprare il pesce spada. Ma Pig, chi è Pig, scusi, maestro? Pig è un ragazzo di colore che ho assunto come collaboratore domestico. E noi come nomignolo gli abbiamo dato quello di Pig. Ma si chiama Pig, ma lo sa cosa vuol dire Pig in inglese? Vedi, Nietzsche parlava di superuomo, Platone parlava di iperuranio, tu sei un super ipercretino, scusa. Pig è un diminutivo, è il diminutivo di pigmeo. Ah, ho capito. Lui è il primo dell'etnia dei pigmei nani ad essere emigrato in Italia. Pigmei nani, dunque. E dove l'ha incontrato? A un incrocio di Kinshasa. Ah, ho capito. Faceva il lavavetri al semaforo. Ora avete presente un pigmeo nano che tenta di lavare il vetro di un'auto? Non ci arriva, cioè. Non c'è nulla da fare. No. Faceva una lira, poverino. Ha provato a lavare il cerchione, ma me lo hanno arrotato 2 volte, purtroppo. Mi feci pena, lo infilai in una valigia e me lo portai a casa per farlo lavorare. Senta, insomma. maestro, ma ci racconta magari qualche aneddoto interessante della sua vita ancora? Che... Va bene, ma basta che dopo voi portiate la vostra essenza, il vostro mondo spirituale e materiale, sfidando le correnti gravitazionali ad un intervallo di tempo e spazio considerevole da ciò che io rappresento in quanto Homo sapiens, ponendo fra noi una distesa cosmica e siderale degna dei racconti di Isaac Asimov. E cioè? Vi levate dai coglioni dopo? Va bene, maestro, ok. Tossanato. Che ha detto... Sì, Maglio ha ragione. No, Maglio mi suggeriva di raccontarvi di quella volta
io e Sgalambro, durante un dibattito al tempio buddista di Mombasa, fummo aggrediti da un esemplare maschio di una giraffa, lo sai? E come mai, maestro, scusi? È che durante il simposio il maestro Sgalambro prese la parola e cominciò a leggere il suo ultimo saggio dal titolo Perché il samurai non bestemmia mai. E come? Perché se la ridi? No, così. Fu durante la terza ora, quando il maestro stava leggendo la pagina 239, che la giraffa purtroppo si imbizzarrì e cominciò a caricarsi. E come vi insomma. salvaste, maestro? Niente, Sgalambro ci salvò. Presa la giraffa alle spalle, gli assestò una poderosa testata sui testicoli. Ah, va bene, grazie maestro Battiato. Arrivederci, vi Non la saluto. tediamo più, No, arrivederci. ci sentiremo crescere, la voglia di viaggiare, di incontrare nuovi amori Partita che rifaranno un'altra volta. credere Maestro. monti sorgenti, delle Maestro. acque appariranno le baie dell'incostanza. Se n'è andato, l'abbiamo le perso. valli Sfuma Lolli, dai, dell'incoerenza. tanto. Grazie maestro. Collegamento che c'è già. La musica. Pronto maestro? Tensioni, di Sì. tensione, di frustrazione si Che? manifestano. Che? Nel nostro seme si nascondono e si riproducono Maestro, germi è di partito. desideri infetti. Maestro? Mostruosa creatura, Sono il suo d'accordo nome, con lei. sai qual è? No, qual è? Fanatismo. Ecco, bene, Il maestro, fanatismo. no, siamo Solo contenti. quando il sacro parla l'eccelso prende Bene, forma. ok, maestro, Deus sì. est filius Dei, lo sanno tutti. Certo, me lo Tutte sono le scritto, macchine certo. purtroppo al potere, Ah, gli ecco. uomini invece a pane e acqua. Bene. E questo- Maestro, gli ho detto solo pronto io, cioè non è che. Come sta? Infatti ero pronto e ho cominciato. Ah, giustamente, ecco, va bene. Va Siamo bene. di Chi Viva, siete voi? Viva Radio 2, buongiorno. Purtroppo mi stavo facendo, devo dire, è stato un incidente. Perché che è successo? Stavo facendo una spremuta e purtroppo ho messo la mano Dentro lo spremiagrumi? Esatto, Ah, ho capito, gli mi è ha partito. frullato i peli, purtroppo è vabbè, successo. succede, vabbè. Senta, Senti, come sta? scusa, no, vorrei parlare io. Beh, prego, maestro. Siccome mi chiamate spesso ultimamente, Sì. posso dirvi e porvi un quesito che mi assilla? Sì. Un dubbio che rode la mia anima? Va bene, insomma. Una domanda esistenziale che io voglio farvi in qualità sia di cantante, ma anche come uomo e anche un po' come filosofo. Prego, maestro, ci mancherebbe. Un vuoto Sì, va bene. che solo voi potete colmare, Sì. rispondendomi anche con un sillogismo aristotelico, se Maestro, volete. dica pure, siamo tutto orecchie, prego. Perché mi rompete i coglioni a me? Maestro, ma non pensavamo noi. Maestro, cioè, è stato molto laconico. E che cosa vi ho fatto di Ma male? niente, vogliamo conoscere meglio un artista del socale. Vabbè, facciamo in fretta che devo partire per la settimana bianca. Ah, anche forse. lei fa la settimana bianca. Beh, dove va a sciare? A Cortina, Courmayera, Bormio? Finiscila di fare il cretino, in Tibet Ah, in vado, Tibet. dai, forza. Certo. Avanti. Senta, ma cosa fa durante la settimana bianca? Pippo. Dicevo, con una banconota tibetana arrotolata tiro su la neve fresca dalle piste, niente di che. Baldini? Mi devo riprendere un attimo. Senta, lei è sempre insieme al suo amico filosofo. Che cosa c'ha l'asma? Sì, un po'. Dicevo, è sempre insieme al suo amico filosofo, eh? Beh, certo, è sempre, sto sempre con lui. Certo. Non fa altro che guardare la TV, Ah, insomma. ho questo, capito. Ma guarda Purtroppo. la TV? Sì, non ha ancora imparato ad accenderla, però. Cioè la guarda spenta. Sì, ogni tanto si diverte e ridi anche. non è Ho che- capito, va bene. Forza. television, cai, tecnicosso, cai, agricolosso. Che hai detto, Manlio? Che ha detto, sì. Parla in greco, ma ha detto dove ho messo lo spazzolino berbero. Ma cos'è, scusi, lo spazzolino berbero? Cos'è? È uno spazzolino in carta vetrata e pietra pomice. Un po' duro, cioè. Avete mai provato a levare il tartaro dei denti di un cammello voi? Certo, giustamente, grazie. Purtroppo maestro. sono cose, senti Baldini, Sì, prego. purtroppo oggi
danni fisici, psicologici, collera e paura, stress, sindrome da traffico, ansia da stati emotivi primordiali, malesseri, pericoli imminenti e ignoti, disturbi sul sesso, venti di profezia, come dice Bozzi, parlano di pranzo. Poi ormai è un parente questo. Pronto maestro, buongiorno. Ancora voi siete? Sì. Siamo noi, no? Ma è mai possibile che io debba perdere del tempo con delle subcreature come voi? Vabbè. Al posto di creare arte io sono qui a colloquiare con il nulla. Mi viene voglia di andare in esilio come fece a suo tempo il grande Teo Pompo. Teo Pompo, non lo conosci? No, non lo conosco. Maestro, non lo conosco Teo Pompo. Chi è? È Teo Pompo di Chio, allora. di famiglia oligarchica e filospartana. Per questo orientamento politico pensa dovette ben presto subire l'esilio. Teo Pompo, non te lo ricordi? No, mi fa ridere il nome ma non me lo ricordo. Mentre io devo stare con voi che siete una biga alla cultura, siete un passaggio a livello chiuso sulla strada dell'erudizione. Vabbè, maestro, non è colpa nostra, è lei che è troppo colto, scusa. Assolutamente no. Vedete, Basilio il Grande studiò a Cesarea Costantinopoli, sai dov'è? All'incirca sì, però. E Atene. E ci lasciò opere dogmatiche, esegetiche, ascetiche e anche omelie e lettere. Vabbè. Voi, ecco, dico voi, che cosa ci lascerete? Non lo so maestro, lo Solo dica lei. cazzate e miglionerie. Scusate un attimo. Sì. Manlio! Manlio. Manlio! La chiama Sgalambro, chiama. Dove hai messo la pallina da ping pong berbera? Maestro, scusi, ma la pallina da ping pong berbera com'è fatta? Cioè? È una caccola di naso del dromedario. Che schifo. Stellosi libica di Gadamesce, la conosci? No, non so dove si trovi. È l'unica cosa sferica che riesce a rimbalzare pure sulla sabbia, pensa. La scoprimmo durante il nostro ultimo viaggio in Africa. È stato in Africa allora? Sì, ci andammo per effettuare ricerche sulla famosa opera di Sgalambro sull'autocontrollo sessuale. Bella, e quale opera? Pugnette si chiamava. La conosci? No. Allora mi ricordo che arrivati nel Gabon per adeguarci alle usanze e ai costumi delle popolazioni del luogo, io e Sgalambro girammo nudi per settimane, pensa. Rammento ancora quando dovemmo staccare la sedia dal maestro. Staccare la sedia da... Che vuol dire staccare la sedia dal maestro? Scusi. È difficile spiegarlo. Allora lui si era seduto completamente nudo su una sedia di plastica nel villaggio di Makoku con una temperatura all'ombra di 50 gradi all'ombra, capisci? E allora? Lui sudò a tal punto che formando un effetto ventoso alle palle gli si attaccarono. Ho capito ora, perfettamente maestro. Mi si attaccarono, ma diciamo. Certo, per staccarlo mi ricordo dovevamo aspettare la stagione delle piogge. Voi e il maestro, insomma, avete viaggiato tantissimo. Non mi faccio... Avete finito ora? Basta, non ce la faccio più. Vabbè, forza. vorremmo dialogare ancora un po' con lei, maestro. Io resto sgomento davanti alla vostra perseveranza. Sono disorientato davanti alla vostra immutabile continuità nel darmi fastidio. Non ho parole per descrivere il mio stato di sgomento. Resto ammutolito, minchioluto davanti a tanta cocciuta ostinazione. Ma dunque non vuol dirci proprio nulla? E qualcosa ce l'avrei da dire. Vede? Una frase che esprime in maniera chiara e risoluta il mio stato d'animo e la mia frustrazione. Maestro, lei può dire tutto quello che vuole, dica pure. Senza problemi? Sì, senza problemi. Allora andate a fare in culo. Giustamente. Incredibile, guarda. Allora, è inaudito che qualcuno non conosca la notizia. Il grande Teo Pompo. Ok, anche questa non si può leggere. la finiamo qua, no, perché potremmo anche ricevere qualche bella citazione in giudizio qua su questa, sì, su questa sì. Andiamo in allora, io direi, cara Luciana, senti, Bisogno, deve cambiare casa. Porta, Teofilo,
Sento già Pago Pegna, siamo collegamento al volume, forza. con Cuba. Scusate. Allora, forza. Eccolo. Quando finisce questo stacco. Sì, sta finendo. Minà. Purtroppo. Ecco. Salve, mentre Già. voi siete Sì. registrati, io Sì. invece sono in diretta Ah. e quindi chissà com'è questa cosa, non so se riusciremo a capirci perché mentre io parlo voi non ci siete. No. Sono in diretta, io purtroppo. Pronto? C'è qualcuno? Non mi sentono. Allora, torniamo registrati, e c'è Gianni Minà al Scusate, telefono. purtroppo ho un'altra telefonata in linea. Ah, sì. Allora, Fidele, non ti incazzare così, lo sai che ogni volta che urli ti esce l'ernia. Con chi Forza. arrabbiato? Ah. Allora, il ministro Zapatero purtroppo hai ragione, non doveva dire che sei come Pinochet. È vero, c'è sui giornali. Non puoi invadere la Spagna, non lo puoi fare, No. non puoi bombardare, No. forza, non lo puoi fare. Ma non lo so se è sposato. Zapatero. Ma perché vuoi invitare sua moglie a Cuba? Lo so io perché. Sì, lo so che ti chiamano il toro dei Caraibi, ma lascia stare la moglie di Zapatero. Ti vuoi sputare in un occhio? Ma no. Hai ragione, ma sì, superiore. Con 2 I. giusto. Come hai detto? Superiore una chip. Ecco, Va bene, vabbè. Fidel, ci sentiamo domani. Minà, ma che sta facendo? Niente, stavo cercando di placare l'ira del leader Massimo. Ecco, lei, Purtroppo. lei mi immagino che sarà sempre A Cuba la appunto. scoprì nei favolosi anni 60 grazie a un giovanissimo Flavio Briatore che mi tocca ammetterlo era il preferito di Fidel perché gli procurava sempre tanta gnocca. Ecco, appunto. All'epoca, nonostante la giovane età, Briatore aveva già tutti i capelli bianchi, infatti Fidel lo aveva ribattezzato El Niño Blanco Cuccador. Vedi, c'aveva già. Ricordo ancora il locale che Flavio aprì proprio alla spiaggia di Varadero, si chiamava Il Rivolutionaire, certo. un bel locale, un Cuba Libre, pensate, costava 1 milione di pesos cubani. Alla faccia, senta, ha dei bei ricordi di quel periodo? Eravamo veramente un gruppo felice, eravamo io, Fidel, Compay Secondo, Pago Pegna, Eddie Orioli, Peter Frampton, le Banana Rama, Maurice Chevalier, Mario Capanna, Peter Greenway, Ruben Buriani e Gianni De Magistris. Ricordo ancora un bel gioco con cui ci si divertiva, si chiamava Vola Superman. Ho paura di chiederle come funzionava. Si prendeva un tranquillo pensionato cubano Eccola. e lo si portava sul tetto dell'hotel più alto della Havana. Ecco. Una volta sul tetto si faceva bere al pensionato una damigiana di Pampero. Quando il simpatico vecchietto era ubriaco come una cucuzza, lo si vestiva da Superman con tanto di mantello rosso e gli si gridava in coro: vola Superman, vola! Che succedeva? Il pensionato prendeva la rincorsa e gridando io soy il Superman si lanciava nel vuoto, ovviamente il tutto fra ilarità generale. Ma poveretto, ma magari non si faceva male. Se non c'entrava la piscina sì. Adesso vi siete calmati, sì. Sì, adesso tutto è cambiato, meno male. siamo sempre in pochi, siamo io, Fidel, Pago Pegna, Quanto Regna, Pier Litbaschi, Sara Simeoni, Nick Nolte, Malandrino e Veronica, Ugo Maradona, le Sister Sledge, Piraccini e Piero Grossi. E che fate? Facciamo dei giochi innocenti, dei giochi proprio semplici. Metti l'attack sulle lenti a contatto. Ma come, mamma? Fa male. O soprattutto, questo era bellissimo, qui si rideva un sacco, metti il monossido di carbonio nelle bombole del succo. Ma no, dai. Oppure, questo era veramente incredibile, qui si rideva a crepapelle, me lo ricordo ancora oggi. Metti la pellicola trasparente sulla tazza del cesso. Vi saluto, viva Cuba. Viva Cuba. Viva il Pampero. Grazie a Gianni Minà. Per lo scherzo l'ho fatto anch'io, qualche volta. Bellissimo, metti la pellicola trasparente. Incredibile, non ci puoi credere. Forza, sono tornato, grazie. Sentiamo, eccolo là, perché abbiamo letto. Pronto? Abbiamo letto qua una notizia su Libero dei 638 tentativi che la CIA avrebbe fatto per uccidere Fidel Castro. Addirittura ci hanno provato con una cozza esplosiva, cioè si fa ridere, ma è la verità. Me lo ricordo benissimo. Vede, signor Minà, lei se lo ricorda? Ci trovavamo a Varadero, il ristorante che si chiamava El Puerco Domani. Vabbè.
il leader Massimo ordinò una pepata di cozze cubane. La fortuna volle che mentre Fidel era al bagno a fare la pipì, Paco Pegna rubò una cozza dal piatto di Fidel. Che successe? Nulla di particolare. Paco Pegna, si sa, è un animale, se la cavò con un rutto. Pensate che chiese pure il bis. Ora scusate, ma devo lavorare, devo ultimare un articolo per la rivista cubana di Taglio e Cucito. Si chiama Ago e Fidel. Ago e Fidel, Senta, lei ormai è un cittadino cubano a tutti gli effetti. Cuba la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a un giovane Adelmo Fornaciari che veniva a Cuba per fare del turismo sessuale. E fu proprio a causa delle pratiche sadomaso venne ribattezzato da Fidel Zucchero. Ma perché fu ribattezzato così? Perché lui amava farsi percuotere le natiche con una lunga canna da zucchero. Ma signor Minà, non ci riveli certi particolari, dai, che non va bene. Scusate, mi chiamano sul cellulare cubano, un attimo. Pronto? Paco Pegna, sei tu? Dimmi, da quanti giorni? Da 15. Ma che ti sei mangiato? Un cinghiale dei Caraibi. Ascolta, usa il Cubalax. E il Cuba lo trovi in farmacia. Ci vediamo dopo per l'aperitivo, al solito bar. Come quale? Il Barbuto. Scusi signor Minà, sempre noi della... Cos'è il Cubalax, giusto per... Un famoso lassativo cubano fatto col Guttalax e il Pampero. Se volete me ne porto una dammigiata. Grazie, lasci fare. Piuttosto ci dica come trascorre le giornate a Cuba. Lo vuole proprio sapere? Siamo il solito gruppo di amici ed eroi che si diverte con degli innocenti passatempo. Siamo io, Fidel, Ivan Pedrosa, Paco Pegna, Sotomayor, Ugo e Lalo Maladona, Stephen Slacks, Edigno, Salvatore Carmando, Marilu Tolo, Stefano Domenicali, Gabriella Dorio, Renzo Carlaschelli, Ivan Demonium, Maria Grazia Buccella, Linda Wolf, Tony Polster, Franco Aresi, I Tavares, Joe Luis Clerc, Lille Greg, Norma Rangeri, Antonio Di Pollina, Silvia Fumarola, Laerte Pappalardo, l'ex promessa della Lazio, Antonio Ristolo. Grazie no, dura tutta la vita, Il mondo è difficile. Lo so, lo dica a me. Dillo a noi. Allora, ci colleghiamo un attimo con Cuba, Franco. E dopo mi piacerebbe parlare di una tua canzone che si chiama, credo, Gli Uccelli, che tu facesti tanti anni fa. Perché noi abbiamo una versione sporcaccione. No, ma non ci permetteremo mai di fare un doppio senso su una canzone del genere. Lì veramente guarda, parola di flob, veramente. Un attimo e ci colleghiamo con Cuba, sentiamo se riusciamo a prendere la linea con Gianni Minà che si trova appunto in quest'isola. Forza, pronto? Ecco, siete voi della radio? Sì, signor Minà. Allora, potete attendere un attimo. Vabbè, attendiamo. Fidel, mi hai rotto, guarda qua. Questa è la bolletta del telefono che mi è arrivata. Allora, devi finirla di stare collegato a internet tutta la notte per scaricare forse i film porno. Ma dai, forza. Almeno lasciamene uno, forza. Ecco, bravo, lasciami quello con Vanessa del Rio. Certo. Signor Minà? Sì, pronto. Che sta facendo? Ecco, stavo pulendo casa con il nuovo detersivo cubano. Cubano? Di che detersivo si tratta? Il Castrolindo. Certo. Sono io scemo a fare queste domande. Dunque, arguisco che lei sia sempre a Cuba. Certo, Cuba la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a Golda Meir, che veniva a La Habana perché si era perdutamente innamorata di Fidel. Scusi, mi faccia capire, Golda Meir innamorata di Fidel? Certamente, fu infatti lei a coniare il famoso detto: tira più un pelo di Fidel che un carro di buoi. Certo. Senta, ma questa storia d'amore come si consumò? Si consumò, ma vi ricordate com'era Golda Meir? Si rischiò lì. Ha ragione. Si rischiò. Era veramente un 3 su un 6, ha ragione. Tanto una brava donna, ma veramente. Sì, era inguardabile. Una cosa che proprio Fidel. Sì. Dico, si rischiò l'incidente diplomatico. Immagino. Senta, signor Minà, ci dica un po' com'era la vita negli anni 60. Cuba era un'isola felice, piena di eroi.
Eravamo un gruppo felice, ci si divertiva veramente con poco e forse anche con nulla. Eravamo io, Fidel, Compay Fecundo, Paco Pegna, Teofilo Stevenson, Sandy Martin, Saverio Martone, Alberto Lupo, Arnoldo Foà, Abba Cercato, Alberico Evani, i Rich Family, Wim Wenders, Eligio Nicolini e Filippi del Vicenza. Ah, bene. E poi arrivarono alla fine Neil Deiotti e Bob Marley. Che come accoppiata non sono male. Senta, come passavate il tempo? Le giornate come le passavate? Ma ricordo ancora un simpatico passatempo con cui noi eroi trascorrevamo le giornate. Un simpatico passatempo. Si chiamava la prova del cuoco. E come funzionava questo? Si prendeva un cuoco cubano e Fidel gli ordinava di preparare uno spaghetto con i pomodori pachino in 15 minuti, altrimenti rischiava il carcere duro. Scusi, ma a Cuba non ci sono i pomodori pachino, volevo dire. E infatti le carceri cubane sono piene di cuochi. Giustamente. Vabbè. Senta, ora vi siete calmati, sì? Certo. Col passare degli anni gli eroi si calmano. Adesso tutto è cambiato, sa? Sì? Sì. Siamo rimasti pochi. Tipo chi ma siete? pochi. Ecco, meno allora male. siamo io, Fidel, Paco Pegna, Franco Battiato, Enrico Chetti, Sotomayor, Ivan Pedrosa, Teofilo Stevenson, Gigi Finizio e i ragazzi di Scampia, Jeff Fonda, Patrizio Sumbu Carambai, poi c'era Tempestilli, Luigi Locascio, Stefania Prestigiacomo, Jenny Losito, Mario Tovì, Vanessa Paradì, Tonino Carotone, Sebastian Coè, i giganti Totò Vullo e Andrea Sanna. Sì, tutto va bene, ma chi è sto Andrea Sanna? Scusa. Andrea Sanna, non lo conosce Andrea Sanna? Non lo conosco. Andrea Sanna è il gommista di Mario e Pippo Santonastato. Ecco, giustamente. Senta, ora il tempo come lo passate? Beh, si fanno dei giochi innocenti, ma giochi che proprio li facciamo così quando non sappiamo che fare, siamo ormai persone anziane. Ad esempio facciamo un giochetto che si chiama Corrompi il giudice per fare condannare il tuo vicino di casa per spaccio di droga. Ah, ecco, un giochino così, oppure un altro simpaticissimo che si chiama un gioco che ho visto ora. Sostituisci il carrello del Boeing con dei rollerblade. Ah, anche questo. Bene, o se no? O se no verso la sera alle 7 ci vediamo, io e Paco Pegna lo facciamo questo. Bene. È un gioco simpatico, si chiama Metti un cigno morto sul bancone del pollivendolo. Ah, perfetto. Vi saluto, viva Cuba e viva il Pampero. E adesso un po' di pubblicità. Ciao Stefano. Bravo. Allora stiamo chiamando Cuba un attimo per vedere se c'è Gianni Minà, poi torniamo ancora da Stefano. Siete voi della radio? Sì. Scusate, potete attendere? Sì, signor Minà, buongiorno. Allora Fidele, esci dal bagno, forza. Non puoi chiuderti in bagno con il libro, forza. Fai in fretta, se no Paco Pegna se la fa addosso, forza. Ma ha strappato che... Ma Fidele, che hai fatto? Ma c'è la carta igienica, non puoi usare il libro di Fabio Volo per fare... Signor Minà, che state facendo là? Beh, anche a Cuba il libro di Fabio Volo è molto famoso, Sì, un posto nel mondo. Infatti, anche qui viene letto sempre nel solito posto. Lei dunque è sempre là, a Cuba? Certo. Cuba la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a un giovane Diego Badantuono che veniva a Cuba per fare del turismo sessuale. Ah, ecco. Per cuccare si faceva chiamare Diego Arbanda Badantuono, poi un giorno Fidele lo chiamò a giocare nella sua squadra di casa. Ah, e che è successo? Ovviamente si accorse che era una pippa, lo denunciò come nemico della rivoluzione, lo fece rinchiudere in isolamento a Pane e Pampero nel carcere dell'isola dei Rechiones. Ah, non ce l'avevi detto? Pane e Campero. A Ricchiones. Senta, signor Minà, ci dica un po' comunque com'era la vita a Cuba negli anni 60. Cuba era un'isola felice, piena di eroi. Eravamo un gruppo felice, ci si divertiva veramente con poco o con nulla. Chi eravate? Eravamo io, Fidel, Compay Fecundo, Paco Pegna, pensa, una volta venne Teofilo Stevenson, c'è sempre, Ernesto Pellegrini, Patricia Pilchard, ora ce la Scott Pippen, Patrizio Sala, Beppe Birilli, Ron Jeremy, c'era anche Renzo Zenobbi, poi c'erano i quelli ma senza Teodeoculi, Maurizio Arcieri, Dino Risi, Paco De Lucia, Livio Berruti, Eugenio Berzen, Giacomo Bulgarelli, Filippo Leroy, Susan Vega, Osvaldo, pensa, il marito dell'Orietta Berti.
Poi c'era Giorgio Mastropasqua, i Brutus, Andrea Lombardi, l'amico degli animali, Richard Attenborough, i King Crimson, Paolo Panelli e Paolo Valenti. Insieme ai King Crimson. E come trascorrevate le giornate? Ricordo, ancora un simpatico passatempo con cui noi eroi trascorrevamo le giornate. Tipo? Si chiamava la frenata musicale. Frenata musicale, come funzionava? Era molto semplice, si sostituivano i freni a disco dell'auto di Paco Pegna con 2 LP degli Intillimani. Quando lo sventurato voleva frenare, si andava a schiantare contro il primo muro che trovava al ritmo di El Pueblo Unito, jamás sarà vencido. Tutto ovviamente fra l'ilarità generale. Certo, spero che adesso vi siate un po' calmati però. Certo. Ecco, meno male. Col passare degli anni gli eroi si calmano, adesso tutto è cambiato, siamo rimasti veramente in pochi. Chi siete? Siamo io, Fidel, Paco Pegna, Sotomayor, Caruezzo, Fabio Testi, Daria Nicolodi, Totò Cascio. Adesso ha 46 anni. Randy Ingerman, Omar Camporese, Dino Sarti, Johnny Sachs, Anthony Minghella, Rita Montella, Romino Minghello, Corrado Augias, ci è venuto a trovare Franco Paleari, Luc Besson, Faustino Aspriglia, i Nomadi, Luis Ignacio Lula da Silva, Gianluigi Rondi, Alessandro Baricco, il dottor Inardi, Fiorella Pierobon, Paride Tumbulus e Andrea Sanna. Scusi, ma chi è questo Andrea Sanna? E l'odorino laringoiata di Mario e Pippo Santanastasi. Ecco, certo. Vabbè, facciamogli un applauso, grazie a Mario e Pippo Santanastasi. Senta, ma oggi come vi divertite? Come passate il tempo? Ma si fanno dei giochi innocenti, dei giochi che noi facciamo perché qui non sappiamo cosa fare. Ad esempio, ne facciamo uno, si chiama Metti un'incudine nello zaino del paracadutista. Ecco, una cosina così, insomma. Poi? Ma ne facciamo anche cose semplici, tipo? Semplici, ma proprio solo per farsi 2 risate. Ecco. Collega la catena del cesso a un ordigno. Ecco, uno tira e rimane in mano. Oppure? Questo è il più bello. Non è male, sì. È bellissimo farlo, si chiama Gioca a tiro al piattello durante la gara di tuffi. Perfetto, grazie signor Minà. Salute, zio e Pampero. Grazie. Anni, come stai? Vengo da aver preso un premio alla carriera al Festival di Berlino. Ma davvero? Chi c'era con te? Clint Eastwood, Robert De Niro, Gael Garcia Bernal, Walter Salles e anche Paco Pegna, Sotomayor, Ivan Pedrosa, Chick Corea, Pino Wilson e anche Pupella Maccio, Redivino. Comunque la realtà supera la fantasia, perché la foto che ci fece vedere lui, chi c'erano? Il Dalai Lama? Sì, era meraviglioso, c'era una foto bellissima, ci ha portato qui. Una il Dalai Lama con Ivana Spagna. Uno dice Ivana Spagna e il Dalai Lama. E l'altra era un ristorante di Trastevere, Sergio Leone, Cassius Clay, Robert De Niro e Gabriel Garcia Marquez, vera. E poi non si vedeva nelle foto, ma c'era Pupo infilato sopra. Fantastico. Allora, tu hai detto il film l'hai già visto, quindi